di San Pietro di Feletto, altra iniziativa Nordic Walking. Quest'anno siete proprio lanciatissimi con lo sport, Presidente. Sì, è la seconda edizione realmente della passeggiata Nordic in collaborazione con l'associazione Alta Marca. Abbiamo creato un percorso tutto all'interno del Feletto, andiamo a toccare il percorso del Papa, andiamo a toccare il Borgo America, il Borgo Castagnè, tutte zone del nostro territorio nelle colline del Feletto. Appunto una volontà di metterci in moto, di uscire di casa dopo questo periodo un po' brutto per tutti. Presidente, io la conosco, lei sarà uno dei primi a scattare dalla via, però voglio chiedere alla signora il percorso qual è. Sì, è un percorso non impegnativo, adatto a tutti quanti, è un po' collinare sicuramente perché siamo nel Felettano, la caratteristica di questo territorio sono le colline, però colline dolci comunque, e un 11 km sterrato, quasi tutto prevalentemente, adatto un po' a tutte famiglie, bambini, atleti, a tutti quanti. Il Nordic Walking è disciplina che ha preso decisamente il piede. Sì, decisamente, sono già più di 10 anni che noi facciamo come associazione, ma è nato ancora 20 anni fa in Italia e ha preso piede appunto da 7-8 anni come movimento completo, perché effettivamente con i bastoncini si possono andare dappertutto, anche sulle colline, dove prima per le persone magari con qualche difficoltà era un po' più difficile. Quindi è uno sport sano che si può fare all'aria aperta, alla portata di tutti, e è un bel movimento, un movimento completo. Dopo le parole della signora io mi prendo i bastoncini e le consiglio anche a lei, Presidente. E io sono pronto per partire.